Amici bellini, io sono praticamente appena sbarcato, so ancora un pochino il sonno dell'aereo, però me la sono rivista perché mi sento in colpa che non vi ho dato dei video tutti i giorni mentre ero in Italia. Me la sono rivista, quindi c'ho tipo 30 screenshot. Cominciamo. No, veramente ci tengo moltissimo perché poi l'analisi va fatta con le immagini, se no parliamo di aria frittissima. Nicola Mauriello, benvenuto prima di tutto, tutti i nuovi iscritti e tutti quelli che lasciano i like per il ritorno allo studiolo, perché con lo studiolo è emozionante stare in città, vedere la partita con gli amici, va bene tutto, però dobbiamo parlare della cura Frustalupi. Perché non è solamente la cura Mazzarri, senza alcun tipo di polemica. A proposito, grazie per quelli che sono passati per il canale solo per la maglia. Ho avuto l'opportunità di fare una piccola intervista con Carmine Martino, ci siamo divertiti moltissimo. Passate anche di là, lasciate i like di là, ci sono dei commenti molto belli e vi apprezzo tantissimo, la mia community mi fa sentire. Ma andiamo un attimo da un'altra parte, perché la cura Frustalupi, ecco, io vi ricordate quando si diceva la cura torna alla normalità, il sorriso lavora, il lavoro di Mazzarri? Quello che io vi ho sempre detto, al di là che vi possa piacere o meno l'idea di Mazzarri, che cambierà poco. Fondamentalmente cambierà poco, la stagione oramai è bene o male indirizzata e quindi con Real Madrid puoi perdere 3-2, puoi perdere 4-2, con Garcia, con Mazzarri, cambia poco e lo vedremo con le immagini, perché ci sono delle cose che tu puoi chiedere a Mazzarri, ci sono delle cose che devi chiedere ai calciatori, così come con Garcia, ragazzi, ma non per tornare a Garcia, ma per capire quali possono essere le effettive responsabilità di Mazzarri. È ancora presto, ovviamente, per poter giudicare a livello tattico, però l'atteggiamento di Rachmani che dice Boisci, perché lo dice proprio, andatevi a vedere le immagini, dice qua nell'area piccola vuoi uscire e Meret dice ma se io non ti ho detto niente devi intervenire tu. Vi ricordate che queste cose con le mani larghe si facevano anche all'epoca di Gattuso e post Ancelotti? Il Napoli è sempre il Napoli. Poi se vogliamo escludere quella parentesi dell'anno scorso dove tutto è andato a meraviglia, questo è il Napoli. E con molta serenità noi la affrontiamo, perché sono difficili le pagelle, ci divertiremo sotto nelle pagelle, perché analizzando le immagini come si fa a dare dei voti su cui tutti poi possono essere d'accordo? Sarà difficile, ma andiamoci alle immagini, perché poi qua faremo le pagelle. Vedete che devo mettere anche un po' più avanti per come l'ho vista io, ma andiamo a vedere con calma. Allora, prima di tutto, la prima cosa di cui dobbiamo parlare è che effettivamente il Napoli fa sparire le immagini, perché non ne dobbiamo proprio parlare. Ecco, non è colpa del Napoli, non è colpa nemmeno di Mazzarri, ma quando c'è Juan Jesus terzino sinistro e Kvara rimane da solo, si può dare a Kvara, diamo le colpe a Kvara, non sai saltare l'uomo, non sai saltare Rudiger, però se non hai mai un appoggio, lo dicevamo anche con Oliveira che è più terzino, che va in fondo, anche se lui va internamente, se non gli dai un appoggio, lo stesso Mario, lui va troppo interno, gli servirebbe proprio un bel esterno che gli va intorno alla Di Marco, per dirne uno che va per la maggiore. Quando Juan Jesus rimane sempre qui e non spinge, e Kvara deve provare solo l'uno contro uno, non lo aiutano, anche Zielinski lo deve aiutare un pochino. Il problema tattico è anche tecnico in questo caso, e sono varie le situazioni. Ho cercato di lasciare anche il minutaggio, così voi se avete voglia di andarvela a rivedervela potete pure confrontare. Anche qui uno contro uno, e dov'è Juan? Non si vede da nessuna parte. In questo caso, in più occasioni, anche nell'occasione del gol di Simeone, è Politano che farà un movimento a raddoppiare nella zona di Kvara in modo tale da creare un po' di scompiglio, però Juan Jesus l'aiuto in attacco non te lo dà, e per me Juan Jesus non ha fatto nemmeno una cattiva partita a livello difensivo, è stato attento per quanto possibile. E alla fine, dai, vedete, con la posizione di Politano qui, almeno uno degli avversari di Kvara viene spostato, ha il tempo di preparare questo cross, il famoso taglio Cagliacon Insigne, e in questo caso vedete che Simeone, che è qui, fa il taglio andando verso il primo palo, insomma andando verso il centro, ma Kvara è bravo a vedere il movimento di Di Lorenzo, che invece se ne va all'esterno
appoggerà per Simeone che segue l'azione molto bene. Juan Jesus è sempre qua. C'è anche l'idea probabilmente di misurarsi un pochino la palla, poi dopo se ti prendono il pallone puoi fare la reaggressione quanto vuoi tu. Un po' di riaggressione veloce si è vista, questo devo dire la verità, però il Real Madrid è un Real Madrid con grandi defezioni, ma sempre il Real Madrid lo andremo a vedere. Insomma, il Napoli va solo 1-0, grandi emozioni generali in aereo, io col telefonino mi mantengo che non posso urlare, manco il tempo di esultare. D'altra parte stavano ancora facendoci vedere dei replay a rallenti e non si vede bene, poi in un successivo replay si vedrà che Lobotka cincischia, quasi inciampa sul pallone cercando di liberarsi della palla di prima, non so chi gliel'aveva dato. Diego Armando Maradona Diaz, perché ogni volta che Brahim incontra noi diventa una bestia e non si può proprio fermare, gli strappa il pallone, piroetta anche ad evitare Anghissà, centrocampo completamente saltato, va in contropiede, scarica per Rodrigo e pareggiano all'immediato proprio. E mi ha dato la sensazione nel primo tempo, confermata dopo averla rivista per intero, non gli highlights, per intero, che Real Madrid stesse lì un pochino in attesa, senza nemmeno sconvolgersi più di tanto, senza fare la partita della vita, tanto prima o poi il Napoli una palla la sbaglia e noi riacceleriamo veloci e ci fregano. E questa è stata la sensazione un po' del primo tempo, ma forse anche del secondo tempo, dove loro ci hanno provato di più perché erano sul pareggio e non potevano accettarlo, però con calma, con la calma della grande squadra. Ovviamente, signori, il tema Meret vi potete sfogare sotto, perché tutti Meret, Juan Jesus, tra le cose che ADL avrà detto a Mazzarri. Allora Spadori cercò di farlo giocare il più possibile, già questo fatto che non ha giocato la Spadori in Champions, chissà ADL come l'ha preso, però Simeone col gol ha ripagato. Appena Meret è ritornato dall'infortunio subito titolare, è uno dei diktat senza dubbio, perché è proprio un pallino di ADL, lo è sempre stato, un acquisto proprio suo. Qua si può parlare della posizione, del posizionamento. Rodrigo non la mette nemmeno qua sul palo, onestamente. Se andate a vedere poi il pallone, si gira la palla, ma fosse stato Meret un pochino più al centro, probabilmente potevi almeno accennare alla parata. Lo so, il tutto avviene molto velocemente, questa è una delle situazioni, ma le situazioni un pochino più gravi avvengono dopo, onestamente. Questo per sottolineare che ogni tanto l'amico Juan Jesus ha provato a fare qualche sovrapposizione. In questo caso, quando poi Kvara scarica su Zielinski che comincia la sua piroetta, Juan Jesus si gira, fammi tornare rete e piano piano ritorna. Non è che resta lì in attesa dello sviluppo, non è proprio nelle sue caratteristiche, non sappiamo. Per la richiesta di Mazzarri è di rimanere un po' più bloccato per dare libertà a Di Lorenzo ed avere più equilibrio, ma lì perdi un uomo, diciamocelo chiaro, Zanoli magari, Di Lorenzo da una parte, Zanoli dall'altra, e qui arriva subito il 2-1 su questo cross di Alaba, tra l'altro bellissimo, che fa fuori tutta la difesa e Bellingham fa proprio il movimento perfetto. Lì chiediamo a Nathan di sentire un po' più l'uomo, lo devi almeno disturbare, se lo fai saltare indisturbato pigliamo con Meret, ma non è possibile. Qua però io chiedo ad Anghissà un pochino più di attacco al difensore, perché non puoi con questa tranquillità. E in questo caso, se vedete com'è schierato il Napoli, la linea 4 è abbastanza in linea e ci siamo. Anche i 4 centrocampisti, consideriamoli centrocampisti, Kvara, Zielinski, qui abbiamo Lobotka e Politano. Infatti sarà Politano che proverà con ritardo a dare un po' di fastidio ad Alaba. C'è Anghissà in questa zona che stava aiutando il primo pressing in quella zona del campo. Simeone non mi fa impazzire questa cosa. Ora, o somiglia al 4-3 di Gattuso, dove ricordiamo che le ali Insigne Politano, per capirci, o Insigne Lozano, rimanevano un po' più basse ed erano le mezze ali ad alternarsi Fabian e Zielinski accanto alla prima punta, che poteva essere Osimhen, Mertens, Petagna. Ricordiamo questa alternanza, e qui con Mazzarri stiamo rivedendo questa alternanza, cioè non è Zielinski sempre ad affiancare la prima punta nel 4-4-2 della fase difensiva, ma si alternano una volta
Anghissà e una volta Zielinski, quindi le mezze alte. Un 4-3 che conosciamo, non mi fa impazzire, preferisco sempre Zielinski, così ognuno sa i propri compiti. Se ti devi alternare a seconda della zona del campo, non lo so, anche perché in questo caso Anghissà non lo fa bene e qua arriva il 2-1 loro. Velo pietoso per questa distanza tra Nathan, che proprio va nella rincorsa, non lo sente proprio Bellingham, la palla a spiovere, è impossibile per Meret, questa qua almeno è impossibile, poi magari il colpo di testa risulta anche centrale ma viene preso in controtempo, ma tutto questo spazio Nathan, abbiate bontà, non può proprio essere, Champions League, c'è il grande Nathan che urla, ma capite che urla, però qua urlagli più vicino perché altrimenti Bellingham fa gol. Ancora un'immagine insomma significativa, il raddoppio su Kvara. Qui c'è Rudiger che praticamente quasi lo sfida, dice puntami, voglio vedere se riesci a saltarmi, e Kvara avanza, non gli arriva mai un aiuto né da Zielinski né da Juan Jesus e alla fine è costretto, anche se fosse andato a buon fine il tunnel, c'era l'altro vicino, Ceballos credo, non potete lasciarlo proprio da solo perché così non va bene. A Rudiger lo arronza e l'azione non va in porto. In quest'altra situazione, ecco qua si vede la capacità di Bellingham, la capacità di Ancelotti di avere una squadra fluida e liquida che è difficile da marcare senza punti di riferimento, un po' perché lo fanno di proposito, un po' perché hanno tantissimi infortuni e questi sono i giocatori che ha. Come vedete, quando poi Bellingham viene incontro si porta un po' appresso Rachmani, che lo vedete qua, di conseguenza la linea è un po' spezzettata, la linea difensiva, qui vediamo Kvara, Zielinski, Lobotka, Anghissà, Politano, Simeone, insomma stiamo un pochino messi un po' storti, un po' tutto così, e quando si sviluppa l'azione con un paio di triangoli poi è difficile recuperare le posizioni. Frustalupi senza col capello più corto, senza pizzetto, fa impressione, la cura Frustalupi. Si sarà stressato con la primavera che non è andata benissimo, si può dire. Qua però insomma sottolineiamo invece i momenti non continui per 90 minuti, quindi il solito Napoli che abbiamo visto anche con Garcia, che certe cose buone le faceva ma non per tutta la partita. Reaggressione alta, recupero palla di Lobotka, questa è l'azione che porterà al gol di Anghissà, che spara un bolide anche un po' colpevole forse il portiere, però verso il secondo palo, quindi ci può stare, con Napoli che pareggia, quindi ci si crea anche questa illusione, dai questa volta è fatta, questa volta riusciamo a portarcelo almeno un punto dal Bernabéu. Paramount Plus l'ha chiamato Bernabéu per tutta la partita, quindi buona la riaggressione e buoni un paio di strappi di Anghissà. In questo caso, signori, è chiaro che col senno di poi, visto che costui stava andando a metà, stava temporeggiando tra il guardare Osimhen alle sue spalle e andare a chiudere a Kvara, è abbastanza logico il passaggio di Anghissà per Kvara, sta sul suo piede, lo vede meglio, lo vede libero. Un passaggio per Osimhen nello spazio lo avrebbe portato sul suo piede, perché nel proseguimento dell'azione Kvara fa anche una cosa logica, perché col sinistro cerca di servire Osimhen, ma nel frattempo costui avrà recuperato e anticiperà il nigeriano. Questa è un'azione che bisognava segnare. Ancora gente che salta Rachmani sempre a terra. Rachmani proprio lo stacco di testa, è come se si scocciasse di farlo in difesa. Salta Nathan ma si trova proprio in mezzo e la prende lui. Sottolineiamo anche Meret che con i pugni prova in questo caso ad uscire. Apprezziamo l'uscita, il tentativo, ma viene anticipato, quindi questa è una delle azioni. Nel secondo tempo ci sarà molto più Real Madrid, tantissime occasioni per loro, anche gol clamorosi sbagliati, qualche parata di Meret e poi il paperotto finale. Grande abbraccio, no? Perché Mazzarri condottiero e tutti, vabbè, sta qua, posso festeggiare con voi, sembra quasi un pochino fare parte, però sono più convinti quelli del gruppo storico, insomma tutto il gruppo Starace, Santori, i collaboratori, il resto della panchina. Mazzarri in questo caso quasi un corpo estraneo, che però poi Anghissà coinvolge nel festeggiamento generale del suo gol. Una Mazzarri. Questo è il famoso momento, uno dei tanti gol che Joselu si divorerà
con palla che rimbalza nell'area piccola, e quindi anche qui un po' in ritardo Nathan, ma si doveva mettere una pezza anche prima. Quindi vi rendete conto che io faccio l'analisi dei Mazzarri, ma non sono contro Mazzarri a prescindere. Stiamo dando delle responsabilità oggettive ai ragazzi per le prestazioni, poi Mazzarri le deve mettere in condizione, ma ancora lontani da un furore agonistico e una tattica perfetta che ci fa dare grandi voti in pagella. Siamo ancora lontani, diamo il tempo. Questo è il momento del cross. Ora si può chiedere probabilmente a Meret di non stare così schiacciato, questo forse si può chiedere, perché se tu stai lì, la palla tesa e veloce che poi nemmeno lì arriva, è come se arrivasse, fatemela disegnare bene, tipo lì, arriva lì poi a chiudere. Devi stare un po' più avanti, probabilmente se stai qua riesci ad aggredire la palla, anticipi tutti, anticipi il primo attaccante, anticipi il secondo, anticipi i tuoi difensori, la prendi e via. Invece se stai schiacciato è impossibile anche la parata miracolosa se te la buttano addosso, quindi lì prenditelo un rischio, stai un po' più avanti, tanto quante volte Mendy invece tirerà proprio in porta per sbaglio alla Di Marco, poche volte. Questo è un altro sfizietto che vi potete andare a vedere se vi rivedete la partita al 65esimo. Siparietto Di Lorenzo Politano che si stava quasi andando a sovrapporre con Di Lorenzo mentre la palla si sta sviluppando qui l'azione. Di Lorenzo dice vai incontro che facciamo la pallata, quella la solita di prima per Osimhen, è un'occasione, l'ha fatta mezza volta Politano, quando c'è Osimhen in campo la devi fare questa giocata, e Di Lorenzo glielo ricorda. Io qua invece sul fuorigioco di Osimhen, che è in netto fuorigioco, quindi parte un po' troppo presto e va in fuorigioco, avrebbe anche segnato. Fermo l'immagine qui perché in questo momento Politano fa un passo in più e poi ne farà altri due tocchi di palla, e in questa zona poi farà partire questo è il momento in cui Politano, invece di toccarlo un'ulteriore volta, avrebbe potuto, ma era difficilissimo perché era comunque circondato, avrebbe potuto lanciare direttamente Osimhen. In questo momento sarebbe stato in gioco, perché mentre Politano gli fa proprio cenno aspetta che ti do il passaggio, Osimhen mi è sembrato anche dirgli ma dammela prima, e quindi non si trova. Chi ha ragione? Tra l'altro un Osimhen che è tornato con la maschera, allora se l'era persa, non se l'era portata appresso nell'ultima partita, invece è tornato con la maschera. Non possiamo sapere né il perché né il per come. Qua onestamente i telecronisti di Paramount Plus hanno detto è assurdo che non si sia andato a vedere al VAR, perché per queste robe qua si espelle. A questo ci aggiungiamo anche, non lo so se le ho prese le immagini di una simulazione di Carvajal clamorosa, dove invece lui protesta e non succede niente, l'arbitro dice a posto, mentre invece a Caiuste che va a sbattere ma non si stava lanciando, non voleva nemmeno il rigore, lo ammonisci per simulazione. Il peso politico qua si espelle. Questa è brutta, e abbiamo perso Zielinski probabilmente per l'Inter, l'abbiamo perso. Altra situazione, guardate Anghissà, qui lui circondato da 3 giocatori riesce a resistere a un paio di cariche, recupera il pallone, poi gliela strappano, gli volete dare una mano. Ci sono state molti momenti di solitudine assoluta, mentre invece la forza del Napoli dell'anno scorso era anche andare a gruppi, ricordate l'1 contro 1 o il 3 contro 3 che ci diceva Spalletti, e Mazzarri, tu le hai viste le partite, sono sicuro che saprai a memoria anche tutto questo. Sono cose che noi della community lo sappiamo. Possiamo noi andare ad allenare? No, lo deve fare Mazzarri, però si deve capire se i ragazzi sono pronti e disposti a farlo, se si stanno misurando la palla, se sono stanchi, se pensano questa è un'amichevole, perché Mazzarri l'ha chiamata amichevole questa partita recente e c'è l'Inter che è più importante. Gliel'hanno fatte queste domande? Io non lo so, non ho sentito una cosa posso fare alla volta, sotto devo andare a dormire. Prima parata di Meret, insomma un po' più spettacolare, che poi finirà in questa zona per un paio di rovesciate volanti di attaccanti del Real Madrid che non prenderanno la porta. Segnaliamo anche le parate, non solo le papere. Altra parata, questa più che una parata è un alzare, un cross in alto, e poi finirà sempre in zona. Joselu proverà queste sforbiciate senza prendere la porta. E poi anche questa parata su Bellingham non male, di piede, palla sarebbe finita là, però nella respinta, ovviamente lì l'importante è respingerla, poi dove la respingi è roba da fuori classe della
la palla finirà proprio a Joselu, che qui ha il più facile dei tapini di testa, ma la manderà fuori. Eccola qua, stava già in volo, vedi? Oltretutto era pure fuori aria, quindi non ti permettere proprio. Era già in volo mentre Juan Jesus stava accompagnando, stava assorbendo il movimento. Era già in volo Carvajal e può protestare quello che vuole, lui non succede niente. Brutte cose. E qui ovviamente il gol di Paz, che quando tiri da lontano è Paz, mi verrebbe da dire. È chiaro, c'è l'infortunio di Meret, non ve lo devo nemmeno far vedere, la mano si apre tra le due mani, insomma rimbalza. Però prima di tutto questo un pochino di contrasto al ragazzo va fatto. Questo è il momento in cui si prende gioco di Kayus, un movimento, il drop of the shoulder. Kayus te va al bar, si prende un espresso e Paz farà un paio di passi in avanti, incontrastato liberamente, carica il sinistro e fa un gran gol dove Meret è colpevole. Ce la mettiamo un piedino? Mettiamocelo un piedino un po' meglio. Anche qui, voglio dire, quanti se ne sono mangiati anche loro, In questo caso pallone ridicolissimo, centralissimo e raso terra, proprio accompagnato in braccio a Meret. Se avesse avuto un po' di freddezza di metterlo lì o di tirare forte sul primo palo, non riuscivo proprio, veramente siamo riusciti a farlo segnare in extremis e ha dovuto chiedere scusa ai tifosi per la partita che stava facendo. Ed eccolo qui sull'ennesima iniziativa di Bellingham, che fa impressione onestamente per l'assist, per il gol, per come si muove, per i dribbling, per la fisicità. È uno dei giocatori più impressionanti che abbia mai visto, e in questo caso il suo cross di esterno finirà a buon fine. In questo caso vedete il recupero, c'è Rahmani, il recupero qui c'è Cajuste, questo è Nathan che risulterà molto lontano da Joselu, ma stavolta dico che non è colpa sua. Arriva in recupero, questo è Elmas e questo è Di Lorenzo. Io qua do la colpa a Zanoli, la palla la perde. C'è un colpo di testa di Nathan che la rinvia sui piedi di un giocatore del Real Madrid, quindi il Real Madrid si distende. Mentre ti distendi, visto che avevamo noi la palla, Zanoli era molto avanti, stavamo cercando di fare un assalto finale. Il Real Madrid si distende con questi 3, 4, 5 uomini e in questo caso il Napoli è in inferiorità numerica, perché ne vedete 2, 3, 4. Osimhen che ha provato un contrasto poi si ferma e qui c'è Zanoli, e qua Zanoli deve continuare la corsa. Sei appena entrato, caro il mio puledro, sei appena entrato, devi fare tutta la corsa. Vedete che in questa inquadratura non c'è Di Lorenzo e Di Lorenzo arriverà con grande sacrificio, nonostante fosse dietro addirittura Osimhen. Di Lorenzo arriverà, Zanoli deve seguire quest'uomo qua, perché in questo momento Nathan si fa trarre da quelli che stanno centrali, ed è anche logico perché tutta l'azione si sviluppa in un certo modo. Rahmani deve andare a chiudere qua, quindi tutto si sviluppa, là ci deve arrivare Zanoli. Non lo so, Juan Jesus rimaneva indietro e non sarebbe proprio successo, lì ci deve arrivare Zanoli, perché è puledro, perché è giovane e perché non esiste proprio. Com'è bella, è l'immagine più bella che mi porto dietro. È un po' nuvoloso, ma che fascino, che grande fascino. Andiamo a dare i voti. Con l'analisi tattica è proprio difficile secondo me questa volta trovarci con i voti. Io ci proverò senza essere arrabbiato con nessuno, perché Real Madrid è Real Madrid, però è bene anche ricordare non c'era Modric, non c'era Güler, lo sappiamo, Güler, non c'era Camavinga, Tchouaméni, non c'era Vinicius, non c'era Militao, non c'era Kepa, non c'era Courtois, e senza di tutti questi ci sono sembrati comunque impossibili, cioè troppo superiori a noi. A noi mancavano ovviamente i due terzini sinistri, mancava Lindstrom, ma ci sono sembrati troppo superiori. Stiamo parlando di Joselu che si è mangiato l'impossibile, Nico Paz che entra e come un pazzo segna, Nacho, Vasquez, va bene tutto. Interessante vedere le posizioni medie. Sappiamo che insomma il Real Madrid non ti dà punti di riferimento. Bellingham fa la partita che ti devi anche aspettare, Rodrigo la fa qui, e Brahim Diaz a tutto campo che ti crea sempre uno scompiglio assoluto. Non hanno un esterno destro, quindi il terzino, vedete Carvajal, va fino in fondo, idem dall'altra parte Mendy, i due centrali tranquilli, e poi a centrocampo Valverde e Kroos fanno una serie di lavori sporchi proprio fantastici, come anche Ceballos. Quando andiamo a vedere il Napoli, ovviamente risulta che il più avanzato di media
e Kvara che spesso viene lasciato da solo a fare questi 1 contro 2, 1 contro 1, e vabbè, Simeone che tocca pochi palloni ma sta lì, e Politano in questa zona logica. Vedete come rimane bloccato Juan Jesus per sue caratteristiche o per richiesta di Mazzarri? Non lo possiamo sapere. Serve qualcosa di più da Zielinski, Lobotka qui, e Anguissa che come vedete si è spinto un po' di più, addirittura più di Zielinski in avanti, e qua non sono convintissimo. Poi arriva pure il gol di Anguissa, però il solito lavoro di Di Lorenzo. XG, alla fine, al primo tempo, il Napoli aveva creato anche qualcosina in più a livello di XG rispetto al Real Madrid, e c'era anche un certo equilibrio nel possesso palla, quindi soddisfacente. Secondo tempo il Napoli segna, poi un pochino loro attaccano di più, un pochino tu ti abbassi. Il Napoli era abbastanza corto, però si è difeso un po' troppo e poteva offendere anche un pochino di più, ma alla fine loro arrivano a 2,82 e noi ci fermiamo a 1,44, quindi loro legittimano anche mangiandosi gol e fanno anche più possesso palla, i tiri in porta diventano 9, insomma il Real Madrid. Tra le statistiche del Napoli segnaliamo che quello che ha toccato di più il pallone è proprio Juan Jesus, poi Anguissa, Rachmani, Nathan, Di Lorenzo. Sono numeri abbastanza bassi, dobbiamo arrivare ai 90 tocchi per essere soddisfatti della partita fatta. Lobotka 60 tocchi sono troppo pochi, anche se abbastanza preciso, e forse il più preciso insieme a Rachmani con il 95% di passaggi riusciti. Un po' impreciso questa volta Zielinski, 80% di passaggi per lui è poco, e anche Juan Jesus, soprattutto da terzino, deve migliorare questa percentuale. Vince però 3 duelli su 4 Juan Jesus, quindi Juan Jesus schifosissimo. In difesa invece non ha fatto male, però non dà quella spinta in attacco, ovviamente non me l'aspetto neanche. Di conseguenza, signori, io mi sento di dare 4,5 a Meret, e mi sono scocciato anche di descriverlo il voto e di giustificarlo. Basta, onestamente appena è ritornato a roll up è suo il posto da titolare, non è mai in discussione, come il 4-3 non deve mai essere in discussione, come le altre cose che sappiamo. Così secondo me non si fa il bene della squadra, poi si prendessero altre decisioni, non lo so. 6 per Di Lorenzo, anche assist al bacio per Simeone. Si crea la solita fascia, la solita catena con Politano. Arrivano molti pericoli anche da quella zona, purtroppo non è solo colpa sua, però 6 Di Lorenzo. Do 5,5 a Rachmani, do 4,5 a Nathan per tutto quello che abbiamo descritto, e 5,5 a Juan Jesus per tutto quello che abbiamo già detto. Non ti garantisce la spinta, però in difesa non ha fatto malissimo. I centrocampisti, avete visto, insomma, una palla la perde Lobotka, una palla la perde Anguissa, una palla la perde Zielinski. Finisco per dare 6,5 ad Anguissa perché segna, do 6 a Lobotka perché fa segnare col suo recupero alto, ma altre cose vengono meno, e do 5,5 a Zielinski, tornando da quel periodo di poca forma, poi ha avuto quel problema in nazionale, adesso questa botta, magari è il momento di farlo sedere, di farlo riposare, fai cominciare Elmas o anche Cajuste, va benissimo, e recuperiamo al 100% Zielinski, che aveva iniziato benissimo e che adesso sta in fase calante, e non mi sembra il caso perché è importantissimo Zielinski per noi. 5,5 Politano, alla fine ci prova con tanta volontà, però non incide tantissimo. Do 6,5 a Simeone, che quelle poche occasioni che ha comunque è riuscito a sfruttarle, e do 6 a Kvara. È illuminante il passaggio che fa per il capitano che porta al gol il Napoli. Non gli riesce sempre l'1 contro 1, ma sappiamo che ci deve provare. Non è neanche coadiuvato, non lo aiutano, insomma, e quindi non è tutta colpa sua. Dopodiché entreranno i vari Zanoli, entrerà Elmas prima per Zielinski, Zanoli entra dopo, però insomma la mettiamo là. Elmas entrerà prima per Zielinski, poi Elmas finirà qua quando Politano lascerà spazio a Cajuste, entrerà Osimhen al posto di Simeone, non avrà molte palle giocabili onestamente. Dopodiché nel finalissimo ci mettiamo anche Raspadori al posto di Lobotka per fare un finale, insomma, con 2 centrocampisti, diciamo la sottopunta. Non è che si è vista tutta questa grande differenza. E questo è quanto. Noi dobbiamo già scaraventarci verso l'Inter, che nel frattempo era sotto di 3 gol col Benfica in casa loro e le ha recuperato 3 gol. Dice, allora l'Inter è attaccabile, 3 gol. Ha giocato con tutte le riserve. Andatevi a vedere chi stava giocando titolare tra Aslani, Bissek, eccetera eccetera, non c'era nessuno. Insomma,
Sarà una partita che ci dirà tante cose. Noi con grande onestà, con grande lucidità ed analisi ci godiamo il percorso, non abbiamo paura di niente, rispetto per tutti, le solite frasi fratta che si fanno, e andiamo per la nostra strada, perché vi ripeto, piaccia o meno Garcia, piaccia o meno Mazzarri, colpa dei giocatori, colpa del presidente, alla fine la stagione questa sarà. Grandi momenti di orgoglio, di esaltazione, ottime prestazioni, momenti in cui si sciulia, momenti in cui com'è possibile che hai fatto ciò, insomma si lotterà. Sarà una stagione, credo, comunque emozionante. Da New York, perché sono tornato, lasciatemi like perché sono stanchissimo, ma questo video ve lo meritavate, voi della community, perché io vi voglio bene. Un bacio, i like, i bacic.